I tuoni annunciano aria di tempesta, piove sul Partito Democratico, piovono polemiche, insulti e sospetti sulle tessere. Tutto alla vigilia della convenzione nazionale con cui il 24 novembre i delegati eletti dagli iscritti saranno chiamati a selezionare i candidati che l'8 dicembre si giocheranno il trono di segretario nazionale del PD. Ma qualcuno, parlando di Renzi, dice ma che stia buono, che stia tranquillo. Ma no, perché il valore di Renzi è proprio quello di uno che vuol cambiare le cose. È un uomo che romperà, ma in positivo, per costruire che cosa? Una politica che è più adatta e più vicina ai problemi reali dei cittadini. Anche in Veneto gli schieramenti prendono forma, tutto vicentino il confronto tra il renziano Achille Variati, che spinge per il rottamatore, e la deputata Alessandra Moretti, ex portavoce di Bersani, che oggi sposa politicamente Gianni Cooperlo. Io credo che Renzi potrà essere un ottimo candidato per la leadership del paese, quindi il prossimo candidato alla guida del centro-sinistra per la premiership. Cosa diversa è invece il segretario di un partito, che deve essere una persona che si dedica solo a quello, che ha la grande capacità di ascoltare, la grande capacità di mettere insieme e di tenere uniti tutti. Intanto si è già svolta la stragrande maggioranza dei congressi provinciali. Anche in Veneto esplode il caso delle tessere gonfiate, ma se nel Trevigiano la deputata Simonetta Rubinato minaccia di dare le dimissioni e di lasciare il PD, è il caso nazionale di Rovigo quello più eclatante. La Commissione ha sancito l'annullamento totale del congresso polesano. Gli aspetti poco chiari sulle tessere, sul tesseramento, queste sono cose che non sono cose. Posso usare la parola schifose, nel senso che allontanano i cittadini dalla politica, e oggi il Partito Democratico ha necessità di parlare dei problemi dei cittadini, della gente. Anche il responsabile organizzazione del PD interviene sulle tessere gonfiate. Davide Zoggia da Venezia, dove il congresso provinciale ha ratificato Marco Stradiotto, nuovo segretario, conferma l'annullamento totale del congresso polesano e dall'11 novembre verranno interrotti tutti i nuovi tesseramenti. Una cosa è certa, noi siamo l'unico partito che ha, questi meccanismi democratici, e nonostante qualche casino, tra virgolette, qualche fatto che è accaduto, penso che vada valorizzato soprattutto il percorso democratico del partito che abbiamo fatto come partito.